È doveroso e un piacere e un onore trovare attimi per ringraziare tutti voi che il giorno del mio compleanno in centinaia avete voluto generosamente farmi sentire il vostro affetto e la vostra vicinanza. Ma non ve l'abbiate a male, ringraziamenti più accorati vanno a coloro che hanno deciso di compiere il gesto vile ed infame di profanare al cimitero, nella lapide che lo ricorda, la foto di nostro padre. Inizia così un post su Facebook scritto da Edoardo Carmina, fratello del sindaco di Porto Empedocle. Guardate, ecco come si presentava alla tomba di Giorgio Carmina, la foto parzialmente distrutta. La rottura dell'immagine difficilmente sarà avvenuta per un caso fortuito, pare più che ad andarvi contro sia stato un oggetto appuntito ed una mano che la stessa sindaca ha definito vile. Questo gesto, ha commentato da Carmina, ha gettato nello sconforto alcuni miei parenti. In via precauzionale ho formalizzato la denuncia alla polizia. Può essere stata anche una casualità, ha spiegato da Carmina, ma tutte queste casualità stanno cominciando a diventare un po' troppe. È stata danneggiata proprio la parte dove c'era la foto di mio padre e non di mio zio. A me dispiace di più per i miei cari, ha aggiunto. A chi in queste ore mi ha detto che il paese non lo merita, rispondo che non sono un eroe, ma sono al servizio del mio paese e faccio quello che impone il mio dovere. Non arretro, non giro la testa, non scendo a compromessi, ha concluso da Carmina. E non è il primo segno di insofferenza o intimidazione o di cosiddetto sfregio nei confronti del primo cittadino di Porto Empedocle. A gennaio le è stata rigata la macchina, a inizio maggio ignoti sono entrati nella casa di campagna di Contrada Scavuzzo mettendo tutto a soqquadro. Poi a fine maggio una testa di mucca mozzata davanti la stessa abitazione estiva. Adesso la tomba del padre. E lo stesso fratello del sindaco, dopo aver subito quest'ultimo atto, prosegue il suo post su Facebook così. Vi ringrazio di cuore perché ci avete costretto per tutto il giorno, tra qualche lacrima, tristezza nel cuore e senso di impotenza, a pensare ininterrottamente a lui, a nostro padre, che ci ha insegnato sin dagli albori del nostro essere ad amare il nostro paese. Poi conclude. Sono certo che abbiate capito perché vi ringrazio, perché il vostro gesto penoso, incivile, demenziale e vigliacco questo mi ha permesso ed obbligato a vivere il giorno del mio compleanno nel ricordo di un meraviglioso, inavvicinabile ed incommensurabile padre al quale, in ogni caso, come si nota dalla foto pubblicata, non siete riusciti a scalfire il sorriso.